Una buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Eccoci, come promesso, un approfondimento su un gioco popolare che ha ancora dei paletti legislativi, ma qui parliamo della Morra e della sua storia. Siamo nella sede, siamo in cima, siamo nella sede del Circolo Friulano della Morra, siamo al Castello di Udine, o meglio nella Casa della Contadinanza, dove il sodalizio guidato dal presidente Riccardo Ricky Civaschi, tra l'altro nelle settimane scorse ha celebrato i 40 anni di fondazione, un grande evento che ha richiamato tantissime persone, una festa che vale doppio dopo la pandemia che ha silenziato un po' tutto. Buonasera Riccardo. Buonasera telespettatori, buonasera Daniele. Sì, diciamo che è stata una riapertura ufficiale dopo questi 2 anni che un attimino ci hanno tolto la libertà, tra virgolette, perché qualcuno è andata male, noi siamo tutti qua, abbiamo comunque avuto modo di ricominciare, allora abbiamo fatto la grande festeggiando i 40 anni, eravamo un'ottantina di persone, bene, molto bene. Riccardo, che cos'è il gioco della Morra? Il gioco della Morra è il gioco più vecchio del mondo, cioè, le storie dicono che il gioco più vecchio del mondo sono i dadi. È facile però pensare che un uomo prima di costruirsi il dado avesse usato le dita, giocando la somma delle dita, quindi per me è il gioco più vecchio del mondo. È un gioco basato sull'astuzia, sul cervello, proprio serve una bella lucidità per giocare a Morra. E sfatiamo il mito che bisogna bere 2 bicchieri di vino, che insomma non fanno mai male, anche perché siamo in Friuli e vanno sempre bene, però per giocare bene alla Morra serve la lucidità, i riflessi e una forza psicologica importante. Ecco, mi hai già detto quali sono le caratteristiche base, ma quando hai iniziato tu a giocare alla Morra? Io ho iniziato a giocare alla Morra penso a 18 anni, penso sì, 18 anni, così per ridere ho visto delle partite, ho detto mi sembra carina la cosa, sono l'unica famiglia, nessuno dei miei avi ha mai giocato, io sono pecora nera, quindi giusto provare. Correva l'anno? Oh, ma devo dire quanti anni ho quindi, correva l'anno 1988. Chi è che ti ha contagiato? Diciamo è stata una serie di eventi, i giocatori, quelli forti trovati dalle mie parti, la zona di Faedis che bazzicavo, io sono di Povoletto, di Salt precisamente, c'erano dei giocatori che erano nominati, allora noi andavamo a cercarli per vedere se si poteva imparare il mestiere. Giustamente il mestiere non si impara, si ruba da quelli forti. Senti, prima dell'inizio di questa trasmissione i tuoi soci hanno intonato qualcosa di piuttosto colorato. Vi chiedo, tanto non è impegnativo, e poi vorrei salutare, vedo c'è una donna, mi devi spiegare perché c'è questa poca partecipazione delle signore, se c'è una regola, ma me lo dici dopo. Com'è la canzone che inneggia al vostro... Ecco. Signori, se volete mandarmi ancora una volta... Però non come prima, facciamola un po' più corale, dai, perché... Viva, viva il presidente che per noi seccava anche un dente. Viva, viva il presidente e che vada a farsi ciavar. E che vada a farsi ciavar. Grazie. Ecco, Chi è il maestro? Questo è il nostro, non saprei neanche come definirlo, lui è il corista, ma è anche l'anima di tutte le serate che facciamo, perché nello spazio dopo finito il torneo magari si fa il convivio, si cena assieme, lui intona le canzoni, è piccolo ma peperino. L'augurio che ti hanno fatto i soci, come lo accogliamo? Diciamo che mi piaceva di più quando cantavo ai presidenti prima di me, giustamente questa è la legge, l'accetto di buon grado. Sono sicuro, anche se li guardo in faccia dicendolo, che è un sintomo d'affetto questo per il presidente, vero? Sì. No, meno male. Senti, ma chi è il giocatore di Morra tipo? Io vedo tanti volti noti, persone che guardo, osservo da anni, ma chi è il giocatore tipo? Il giocatore di Morra tipo è quello che probabilmente, questo è un mio pensiero, che ha una vita abbastanza frenetica, impegnata professionalmente e che trova un momentino di valvola di sfogo. C'è chi preferisce andare a correre, il gioco della Morra diciamo che impegna dai piedi fino agli arti superiori, tutto quanto, una bella partita Morra impegnativa. Ecco, qui abbiamo
l'unico attrezzo materiale del mestiere. Come si chiama? È una lavagna? La lavagna con i 16 punti. In linea di massima in Friuli giocano a 21. Si gioca tutte le partite a 21, mi pare nel Trevisano che giocano a 25, in Piemonte a 25, in Sardegna a 21. A 16 è stato un vezzo dei fondatori del circolo. Voi avete anche un vicepresidente. E che vicepresidente? Vicepresidente e tesoriere Rodolfo Croatto, Rudy per gli amici. Come giocatore non è proprio il più eccelso, però guai se non si fosse nel circolo per la sua maestria di organizzazione. Ecco, a questo punto devo andare al vicepresidente e devo chiedere, vieni vice, ti ha definito non eccelso ma con altre qualità. Sì, logicamente qualcuno deve organizzare tutto, trovare la gente, sono coadiuvato da 2 segretari veramente bravi, fanno tutto. E giocare, quando organizzi, prepari una cosa è difficile arrivare a dare bene da una parte e dall'altra. Quindi l'ultima volta, perché questo è il commento dell'ultima partita, non sono stato così bravo da fare un ottimo risultato sulla Morra. Senti, così facciamo anche un po' di cultura del gioco della Morra. In quanti si può giocare contemporaneamente nel gioco della Morra? Sempre in 2? 4? 2, 4. In genere noi giochiamo come usa in 2, se fa il giro nei paesi, come parlava prima il Presidente, c'è le coppie fisse. Nel Circo della Morra è stata presa la scelta di non avere coppie fisse, bensì per ordine che noi arriviamo, ci iscriviamo presso il tavolo, siamo arrivati e poi si fa un sorteggio. Questo serve per evitare che vincano sempre i più bravi, i più forti, i più preparati, quelli che hanno la testa più libera per seguire il gioco. Senti, mi selezioni una coppia e cominciamo a mostrare come si gioca alla Morra? Andiamo, sì? Andiamo. Sì. Il cucciolo. Allora, cucciolo, vieni. Qualcuno lo definisce il Pino Mugo. Il Pino Ugo, quindi... Il Pino Mugo è quel pino basso che nasce in montagna. Allora, comincia... Tosolini, no? Capito perché, Corredic. Quindi come si comincia, cucciolo? Ci si dà la mano, il compagno... Servono altri 2? Sì, altri 2. Prego, vieni. Ci si dà la mano, E datevela. ci si dice il nome, buon divertimento. Quindi i partecipanti sono Pino Mugo, cucciolo, poi Pietro Corredic, Coppetti, Pietro, Flavio Lodoli. e si comincia come, cucciolo? Si comincia, chi decide, partono Partiamo noi due. loro due. Partiamo noi due. E adesso iniziano. 6, 7, 6. Punto nostro. Perché ha fatto il punto? Che ha chiamato 6, 5 e 1, 6. Quindi vittoria ai cuccioli. Cucciolo, trattami come se fossi tuo nipote, io capisco poco di queste cose, quindi mi devi guidare. Sarà fatto. Grazie. Quindi adesso? Adesso giochiamo. Chi ha perso, ha vinto, gioca col suo compagno. Quindi Corredic gioca con loro. 4. Ha vinto Ha fatto lui il punto. È bastato un gesto. 1. Secco, l'ha avuto. Adesso gioco io con lui. Adesso qui ci mettiamo alla prova. 9. Preso a pieno, secco. Tac. Guardate con che maestria hai visto? Tac. Adesso arriva il lupetto. Lui ti sta sfidando, ti ha detto vieni. Lo so, è un altro fenomeno anche questo qua. 7. L'ha fatto lui. Abbiamo preso Troppi secchi qua. 8, 9. ecco, Scusa cucciolo, Mora, spiegami. tutta. Mora vuol dire 5 e 5. 10. è Mora. Mora è 10. Mi sta cominciando a appassionare sto gioco. Gioca lui con lui perché ha preso il punto. Quindi 6. E l'ho fatto io. ha preso lui il primo colpo. Adesso giochiamo insieme. 3. Preso. A casa Alessi. Perché a casa Alessi, cucciolo? È una battuta. Ah, non ha finito, cioè, non l'abbiamo escluso ancora. Scappano tante battute. 4. 3. Sì, lui sempre 6. Quel 6 lo so che lo chiami sempre. Così è feroce. 8. Ecco, ha vinto il mio compagno e adesso gioca col compagno di Coppetti.
Morra! 6. 6. Anch'io. 3. 3. Ha vinto ancora il mio compagno 3. e ha vinto, Adesso ha vinto il signor Coppetti. Scusa, ti interrompo un attimo. Quanto è difficile non dire parolacce se non... Quasi mai, quasi mai. Quando siamo un po' sul filo del rasoio che manca l'ultimo punto, può scappare qualcosa. Se no mi butti fuori. Sì? Parli troppo. Sì? 6, 3. Questo ti ha... Lui chiama sempre Sempre chiamare, dovresti saperlo, scusami. Puoi aggiungere in genere i numeri. Vieni da questa parte se non si sente, quindi vicepresidente. Si chiamano italiano 1, 2, 5, 6. Comunque ci sono i numeri della tradizione friulana come morra, che vorrebbe dire 10, tutta, che vorrebbe dire 10, sempre due mani aperte che fanno vedere il tutto. 6, issa, 5 fanno parte del dialetto di ognuno, di dove è nato, dove ha le sue origini. Quindi a seconda della residenza cambia anche... Cambia il numero, sì, tendenza va bene. Per dare un esempio, spiegandoci che noi abbiamo fatto l'incontro e rifaremo il 30 di luglio con gli sloveni e croati, loro giocano, anche essendo stati popolo italiano, giocano in italiano, non giocano con i numeri in sloveno. Il gioco della mora è un gioco prettamente... Dappertutto si gioca. Noi abbiamo fatto questo torneo che purtroppo ce l'ha bloccato il ritorno che toccava al Friuli Venezia Giulia, con gli amici che c'erano qua anche l'ultimo sabato, e ci rincontreremo finalmente il 30 luglio per tutto. Grazie. E poi vi diremo dove si svolge questo torneo trilaterale. Sul Torre. Noi, mentre loro continuano a giocare, andiamo in pubblicità tra poco. Seconda parte dello scrigno che stiamo realizzando in cima al Castello di Udine, a 2 passi dalla Casa della Contadinanza. Piero Favero, e quindi stacchiamo un attimo dall'argomento, ha scritto questo libro, I Veneti in Friuli, dall'antichità alla Serenissima, l'editore CR Grafica. Allora, Piero, grazie per aver accolto il nostro invito, ci hai segnalato questa opera editoriale, ti chiedo da che cosa nasce. Il libro copre quasi 3000 anni di presenza veneta in regione, a partire dall'800 a.C. e non soltanto in tutti i siti archeologici della Carnia e del Friuli occidentale, ma anche vicino a Udine, a Pozzuolo. Il libro continua con la storia della città di Udine, dove la rivolta del Giovedì Grasso del 1511 fu la prima e all'epoca la più importante delle rivolte popolari d'Europa. Qui siamo davanti alla Casa della Contadinanza e quindi è giusto ricordare che la famiglia udinese dei Savoglian fece una politica di sostegno delle rivendicazioni del ceto rurale e in seguito la Serenissima istituì la contadinanza, che era una specie di sindacato. La contadinanza era uno dei 3 corpi politico-amministrativi della Patria dal Friul e si componeva di 800 villaggi rappresentati dal saggio anziano del villaggio. L'intento era quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nella campagna e di dare voce ai contadini all'interno del Parlamento della patria, che fra l'altro era più antico di quello inglese. Senti Piero, c'è qualcosa di inedito, qualcosa che hai scoperto durante il tuo lavoro di ricerca? Certamente la parte più intrigante è quella della caduta della Serenissima nel Settecento e il ruolo svolto dal doge friulano Lodovico Manin, noto per la villa di Passariano. La città di Venezia non cadde a causa di Napoleone. Manin era soprannominato dal popolino Signor Spavento per la sua rendevolezza di fronte all'esercito francese, però Venezia è un'isola, Napoleone non aveva una flotta. In realtà quello che ho scoperto è che la città
cadde a causa di una congiura da parte di un piccolo numero di patrizi veneziani, i cosiddetti savi, che attraverso una serie di atti illegali e con l'aiuto della massoneria indussero il cambio di governo da repubblica aristocratica a governo democratico filo francese. Senti, noi siamo in cima al castello e c'è una vista meravigliosa della città di Udine. Che cosa è cambiato in questi secoli? Ma rispetto a quello che abbiamo detto, sotto la Serenissima c'era uno stato di tipo federale, come per esempio Bergamo, Brescia, ma anche Vicenza, Verona. Ecco, quella è stata un'esperienza per la regione profonda e anche di miglioramento, come diciamo, di varie condizioni, nonostante che all'epoca ci siano stati vari drammi, tragedie con i turchi, con la peste, col terremoto che distrusse perfino il castello. Dove siamo? Siamo nel castello di Udine, davanti alla contadinanza. Ecco, senti, quanto ci hai messo per mettere nero su bianco? In realtà poco, perché durante il lockdown avevo possibilità di dedicarmi alla scrittura e per visitare i luoghi non occorreva che andassi molto lontano e ho visitato in regione tutti i luoghi archeologici e anche storici che sono meravigliosi, perché Friuli è una regione stupenda, stupenda. La copertina? La copertina è opera di una artista di Lubiana, è la stessa artista che ha fatto gli altri due libri, cioè La Dea Veneta e L'Alba dei Veneti. In pratica compone una trilogia ed è un'artista molto brava. Qui si può vedere il cavallo che era tipico dei Veneti antichi, il casone, e questa è una divinità legata alla via dell'Ambra che anticamente collegava appunto il Friuli con il centro Europa. Allora, io ringrazio Piero Favero per questa presentazione sintetica, intensa, hai dato un po' i dettagli, insomma, di questa tua fatica. Stai pensando a qualcos'altro da scrivere? Ma per il momento continuo la ricerca sulle origini dei Veneti, che appunto sembra arrivassero appunto dal centro Europa, la zona tra Polonia e Cechia, attraverso delle migrazioni che risalgono addirittura al 1200 a.C. Ecco, sto cercando in quel senso attualmente. Grazie Piero. Grazie a te, grazie Daniele. Allora noi adesso ci separiamo per qualche secondo e avremo in postazione un'altra realtà. Parliamo di Carabinieri, dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che nei prossimi giorni organizza qualcosa di interessante nella Bassa Friulana. Ed eccoci come promesso con un altro argomento, una serie di appuntamenti importanti per ricordare un grande uomo. Adesso andiamo a Latisana, vado da Giovanni Doretto che è il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri per la sezione di Latisana. Allora, Doretto, dobbiamo dire che cosa succede cosa si inizia a celebrare fra 48 ore? Allora, dopodomani, il 26 di maggio 2022 ricorre il 40° anniversario della concessione della medaglia d'oro al appuntato dei Carabinieri Eneaco Dotto, che è deceduto per mano terroristica il 5 febbraio dell'81 nei pressi del canale scaricatore di Padova. È un evento che torna dopo tanti anni per rinnovare quei valori per i quali nei nostri giovani, soprattutto giovani in età, diciamo, che oggi fa un po' paura dire che a 20 anni si combatteva e si moriva, ma giovani che hanno difeso questa democrazia e che hanno permesso alle future generazioni di poter continuare a vivere una relativa tranquillità democratica. Perché è importante ricordare questo giovane? Perché è un giovane del popolo, è un giovane che veniva fuori da realtà particolari, che era di quella realtà contadina friulana degli anni 70 e che aveva maturato quei valori fondamentali e essenziali per il convivere
democratico. Ora noi attraverso il 26, il 27 e il 29 di maggio ripercorriamo in 3 date questo avvenimento della concessione della medaglia d'oro. Il 26 di maggio abbiamo la cerimonia a Gorgo di Latisana, paese nativo di Codotto e dove tra l'altro è tumulato. Spettacolo teatrale denominato Anime di Piombo, dedicato proprio alla fase meno, diciamo, quella più importante secondo me, che riguarda quello che colpisce la famiglia, quello che colpisce chi rimane vittima veramente del decesso di un militare dell'Arma. E il 29 abbiamo intitolato il primo trofeo di atletica leggera internazionale dedicato alle forze armate per ricordare questo nostro eroe. Io lascerei la parola poi al mio amico Danilo Vignotto, che rappresenta il ciclo giovanile di Gorgo, il quale ha avuto il piacere di condividere la gioventù, parte della gioventù di questo nostro eroe. Ecco, Doretto, mi piace chiamarti comandante, le hai citati i valori che devono essere sempre attuali. Come si spiega alle nuove generazioni chi era questo signore? Beh, io credo che sia fondamentale innanzitutto far conoscere queste cose ai giovani, che sovente vengono, non dico messe di lato e nel dimenticatoio, ma vanno riproposte senza strumentazioni, dare un'analisi storica dei fatti di quel periodo e lasciare che siano i giovani a maturare l'idea e l'interpretazione di quegli episodi, senza, torno a ripetere, senza strumentazioni di parte, perché è facile scendere poi in fasi non simpatiche che possono essere di fazione. Nel mentre noi abbiamo la fortuna di avere proprio, ecco, di capire che attraverso la sofferenza delle famiglie, questo vivere, questa quotidianità di servizio, di lealtà verso lo Stato, di rispetto verso il reciproco rapporto, che ci consente appunto di mandare avanti questi giovani con nuovi ideali e capire soprattutto in questi momenti dove c'è una guerra che non bisogna passare attraverso le guerre per palesare i propri diritti o i propri ideali. Si può discutere, ci si può confrontare, non è necessario rivolgersi alle lotte armate o ancor peggio alle guerre. Questo è il messaggio fondamentale che vogliamo trasmettere. Danilo Vignotto, vengo da lei, lei Enea Codotto lo ha conosciuto e potrebbe farci una descrizione di questa persona. Sì, Enea è un ragazzo diciamo come tutti gli altri così, del paese, è nato a Gorgo il 22 di aprile del 55 e lui amava la vita, come piaceva dire a sua madre Luigia, quindi era una persona estroversa, normale, cioè l'eroe non è particolare, è una persona normale che proprio aveva dedicato la sua vita, già da ragazzo aveva maturato questa decisione di servire comunque o nell'arma oppure come poliziotto. Si è trovato, quindi è cresciuto in questa realtà contadina, ha fatto dei mestieri naturalmente per poter aiutare la famiglia come succedeva un po' per tutti, diciamo, quelli di quell'età. Poi è entrato nell'Arma e ha intrapreso questo percorso. Per noi era il ragazzo solito, non era il carabiniere, per noi è sempre rimasto un ragazzo di paese che quando arrivava si andava in giro assieme, quindi c'è una vita normalissima, non da esaltato, da cosa. Era una persona normale, la persona normale che si è trovata poi ad affrontare la storia con la S maiuscola ed esserne protagonista, perché purtroppo ha perso la vita, però lui è stato veramente importante per quegli anni, per quello che lui ha fatto. I parenti sono rimasti? Adesso purtroppo di parenti sono rimasti molto pochi, sono rimasti i cugini, sono rimasti, perché ed è rimasta una zia ancora, una zia dei cugini, appunto perché prima il papà, poi la mamma e per ultimo il fratello, quindi la famiglia stretta purtroppo è venuta a mancare. La mamma è sempre una che ha mantenuto vivo il ricordo del figlio, come tante mamme purtroppo sono costrette a fare questo, e quindi noi all'inizio degli anni 2000, quando si avvicinava al 25esimo come associazione, appunto Circolo Giovanile di Gorgo, abbiamo ritenuto di cominciare, di ripercorrere questa sua esistenza, di far conoscere, perché si è andati un po' in dimenticatoio, gli anni di piombo non venivano ricordati diciamo con favore, e quindi abbiamo iniziato in occasione del 25esimo nel 2006. Abbiamo preparato delle diapositive, dei racconti con delle testimonianze, con interviste fatte ai genitori, quindi alla mamma, al fratello, alla fidanzata, e da lì poi
Andrea Regeni, di lì qualche anno che lui si occupa di teatro, ha tratto questo racconto teatrale che ha messo per la prima volta, è stato rappresentato nel 2015 e che adesso un po' rinnovato viene riproposto il 27. Quindi vi ricordo, questo dunque è un ritratto di Enea Codotto, si parte con il 26 e quindi sino al 29 e c'è anche lo spettacolo Anime di Piombo che si terrà dove? Al Cinema Odeon di Latisana con ingresso gratuito. Quindi abbiamo detto praticamente tutto. Grazie per queste due testimonianze, noi adesso andiamo in pubblicità. Terza parte dello scrigno, una decina di minuti nella quale il buon presidente Civalchi e poi il vicepresidente si avvicinerà perché dobbiamo fare un'integrazione importante a proposito di regole. Allora Riccardo, chi è questo signore? Allora questo qua, oltre ad essere un amico, Enzo Driussi, è una persona che per la Morra si è speso veramente, penso, adesso non vorrei andare a dire quanti anni ha, però da più di 60 anni si spende per la Morra. E chiedete due cose a lui che sicuramente sarà più esaustivo di me, se non è più preparato assolutamente. Buonasera Enzo. Buonasera signor Paroni. Io devo sottolineare una cosa, qui da più di 60 anni, cioè per un ragazzino come me, sentirsi dire che da più di 60 anni io lavoro per la Morra mi glorifica. Io devo dire che non sono 60 anni, sono di meno che mi occupo delle more, delle bionde, un po' di tutto, Ma questo della Mora è stata una cosa meravigliosa, un'avventura, una delle belle avventure della mia vita, perché l'ho iniziata subito dopo la fondazione, cioè quasi 40 anni fa, ed erano i tempi di Cogolo, di Pittini, di Fortuna, e io ho imparato con loro a stare in compagnia, anche prima per dire la verità, però ricordo quando mi hanno detto tu verrai nel circolo della Morra e mi sono sentito entusiasta, tante persone, personalità. Quando hanno aggiunto devi o di portare l'armonica se no tu vegnis, allora ho capito che la Morra aveva bisogno anche di un momento di allegria, non che manchi, però con questa gente, molti non ci sono più, molti giovani adesso, e questo mi fa piacere, mio figlio è un gran giocatore di Morra, meglio di me, molto meglio di me, io ho trovato veramente uno spirito che è impareggiabile. Senti Enzo, però un gioco che era stato quasi bandito, no? Quasi. È stato bandito. Era proibito, soprattutto dopo il 28, in quel tempo che sappiamo qual era, perché un po' la Chiesa, un po' le autorità perché c'era il torpiloquio, un po' la Chiesa perché c'era il torpiloquio, lo volevano eliminare e lo hanno eliminato di fatto, ma non del tutto perché clandestinamente, tu sai benissimo, quando proibisci una cosa è il momento che la gente la pratica. Adesso sembra che non sia più così, ma io ho un piccolo aneddoto se me lo permetti. Non si poteva giocare a Morra. Prima mi è venuto un momento così di nostalgia quando ti ho visto intervistare e sentivo i punti di Morra qui e tu con Telefriuli. Beh, io ho cominciato con Telefriuli a portare la Morra in televisione, 1 contro 1, e mi hanno detto guarda che è proibita, rischiamo. Sono andato in prefettura, il viceprefetto, ormai non c'è più, mi ha capito e mi ha detto bon, tu fallo, se nessuno denuncia puoi farlo. E abbiamo cominciato 1 contro 1 e la prima coppia che ho trovato 2 donne, una conduttrice di trattori agricoli, l'altra conduttrice di camion, 2 pezzi di donne così, un po' rustiche, meravigliose, e eravamo in diretta e ho tanto raccomandato, so che nella Mora può scapparti un accidenti, un oplala, e invece quelle 2 proprio durante un punto perso a una delle 2 è scappato non proprio una robona e mi sono preoccupato, tant'è che la settimana dopo sempre in diretta
in un locale ho visto arrivare, mentre stavano giocando a Mora altre persone, una macchina dei carabinieri. Ho preso paura, momento di pausa pubblicità, vado vicino al maresciallo e faccio: scusi maresciallo, so che è vietata. No, non si preoccupi signor Driussi. Vede, ho portato questi due ragazzini, due carabinierini, a vedere cos'è la Mora, che loro non sapevano cos'era, che imparino cos'è la Mora. È un momento per stare insieme. Mi sono sentito sollevato. Questa è la Morra. Giochi ancora? Poco. E quando gioco vinco e mi secca, perché gli avversari si arrabbiano e allora inizia il turpiloquio da parte loro. Io invece me la godo e così lascio stare. Senti, se si può dire, dove giocavi a Morra? E io posso dirlo perché la mia culla della Morra è stata un po' l'osteria di Passons, dove c'era mia madre che gestiva. Poi ho continuato nell'agriturismo di Gabriella a Caporiacco, molti lo conoscono, non c'è più e questo fa un po' pena, devo dire la verità. Gabriella era una grande giocatrice di Morra che ha ospitato, proprio per fare un piacere anche a me, una gara con la cena ed è stata una cosa bellissima. Adesso lei non c'è più, ma la Morra resta comunque. Senti, che possibilità di sviluppo ha questo gioco? Oddio, non arriverà mai alle Olimpiadi, immagino. No, non credo, ma le possibilità di sviluppo ci sono già state. Vedi qua, c'è gente che gioca, c'è gente che non si arrabbia più. Io ricordo serate in un'osteria da Nogaredo di Prato con i 21, non i 16, una cassetta di birra ogni 21 punti. E si bevevano quelle birre, ma io non ho mai visto una baruffa, non ho mai visto un litigio. Si dice che giocare alla Mora significa giocare col coltello sotto il tavolo, non è vero. Senti, la partita più lunga? Oddio, la partita più lunga è una serie di partite che cominciano alle 9 di sera e finiscono alle 6 di mattina. Una serie di partite, cosa vuoi? 16 punti stai un momento a farli. Una cosa che volevo rilevare, prima si diceva, tu hai detto questo è il campo da gioco, praticamente la lavagna, no? C'è un altro elemento importantissimo in questa, la saliva. Come butti giù il punto? Io ho visto prima, non andava mai giù il punto. Allora, o la saliva o il bicchiere di vino, dove intingi il dito e cancelli il punto. È goliardia, è amicizia. Grazie Enzo. Grazie a voi. Presidente, dobbiamo ricordare, poi andiamo dal vice, poi so che stanno scalpitando perché verranno a giocare, qua mi scrivono basta con Driussi, cioè abbiamo addirittura la goliardia nel nostro circolo, diciamo che la fa da padrone. Infatti è un gruppo veramente allegro, bellissimo, e mi viene da ridere a vedere persone così serie professionalmente che vanno in giro con la lavagna come stanno facendo. Se Bassi riprende, vediamo come ci stava suggerendo. Come si chiama quel signore? Il signor Toppano Stefano. Che quindi invita a cambiare ospite. Esatto, a giocare alla Mora. Senti, che cosa succede prossimamente a luglio? Allora, prossimamente noi adesso avremo ancora un'uscita, sarà il terzo torneo sociale il 10 giugno nelle cantine Benica e Benica dal nostro socio Gianni Benica. E sarà il terzo torneo sociale, il terzo di 6. Poi il 30 di luglio nel Parco al Ponte a Sal di Povoletto, e questo mi dà un punto di orgoglio perché sono di Sal di Povoletto e ho tolto tanti sassi in quel parco lì perché diventi bello com'è, io e altre 1000 persone. E ci sarà la triangolare, il torneo dell'amicizia così definito, Italia, Slovenia e Croazia. Questa è la terza edizione, la prima l'abbiamo fatta in Slovenia, la seconda l'abbiamo fatta in Croazia, adesso a causa Covid siamo stati fermi 2 anni e ripartiamo alla grande. Sabato al quarantennale che abbiamo festeggiato qua era venuto anche il rappresentante della Slovenia e della Croazia, erano venuti e hanno portato il loro saluto e ne scalpitano anche loro all'idea di tornare a trovarsi. Quante coppie e quanti giocatori vi aspettate? Oh mamma mia, un'ottantina.
un'ottantina di giocatori, anzi sarà per me un problema tenerli a freno, perché già gira la voce, c'è il torneo di Morra a Salt lì, ho detto sì, non è che posso, se loro vengono in 40 non ne posso mettere 100 io, dobbiamo cercare di equilibrare. Scusa, io vedo il tuo avambraccio, questa uno potrebbe dire è un pettine, non è un pettine l'avambraccio, questo tatuaggio. I 16 punti del circolo, e vi spiego la goliardia fino a dove si spinge nel nostro circolo. Se un socio non ha la spilla viene multato. I proventi delle multe a fine anno vengono dati in beneficenza, ovviamente sempre. Siccome io di multe ne ho prese veramente tante, adesso sono dalla parte buona, sono quello che le dà, però ne ho prese veramente tante in 20 anni di cui faccio parte del circolo, finché ho deciso, ho detto siccome io sono un dimenticone, l'ho dimenticato a casa, un gioco in cui credo sempre, perché è il gioco che vorrei che giocassero i ragazzi, perché per sviluppare il loro intelletto, per sviluppare la loro coordinazione e tutto quanto. Faccio un appello ai dirigenti scolastici, un giorno magari passerò da voi a chiedervi se siete d'accordo di fare un giorno, magari un paio d'ore, un'ora, mi accontento, a insegnare ai bambini come si gioca alla Morra, ma come si gioca veramente. Vedere i bambini che giocano a ricreazione, che giocano alla Morra, è una cosa che fa bene a tutti, anche quelli che guardano. E allora a proposito di sanzioni, così andiamo a chiudere con il vicepresidente questa terza frazione, abbiamo accennato ci sono delle varie cose che non si possono fare, la mancanza dello stemmino sociale ti comporta una multa, chi brontola non gli va bene un punto, deve parlare male dell'avversario, prende una multa. Tutti quanti questi soldi vengono messi via in un piccolo tesoretto che teniamo insieme al Presidente, e ogni anno viene deciso di darli a una società, un'associazione di bambini o dove benefico per quello che vuole, e così onde non evitando, come tutti dicono, che noi giochiamo solamente perché ci piace e dobbiamo venire qua. No, noi abbiamo anche un fondo, come è nato con il Circolo della Morra nell'antissimi anni a casa di Gianni Zamarian, e continua a rimanere questo il nostro specifico impegno che abbiamo per fare del bene. Ecco. Allora noi con questi appunti su quelle che sono le norme, poi ho ancora una domanda da fare al vicepresidente, ma andiamo in pubblicità, ripartiamo con lui e poi siamo pronti per rigiocare. Il cucciolo è già pronto, non giocherà il cucciolo, lui è fuori, quindi Toppano dice il cucciolo, altri 4, anche croato, a tra poco. Quarta parte di questa trasmissione interamente dedicata al gioco della Morra. Parliamo ancora di simboli. Allora, uno è questo che ha il buon Gianni Croatto, che è qui, l'abbiamo visto prima anche nel tatuaggio del presidente Ricky Civaschi. Croatto, tu hai questo ed è un simbolo normale. Sì, è il simbolo di base della Morra, diciamo, quando tu entri ti hanno questo simbolo. E quindi... Cosa bisogna... Ecco, tu perché sei entrato? Che caratteristiche avevi rispetto a me, per esempio? Ma Io non so giocare alla Morra. Beh, quello deve essere un po' una cosa base, neanche io molto all'inizio, anche non moltissimo, ma adesso sto migliorando notevolmente. E bisogna solo che un socio ti presenti, dopo vieni alle riunioni 2 o 3 volte e dopo potrai entrare se accettano, si fa l'esamino, se sei bravino puoi entrare. Ma lei che cosa ha di più rispetto a Gianni Croatto? Perché c'è questa corona dorata? Guardi là. Perché me la sono meritata. Mostriamola. Perché se l'è meritata? Perché confesso di non sapere bene il regolamento, però so che circa multa, e mi prenderò la multa giustamente, però o si vince perché si è campioni dell'anno 2 volte, una volta, ecco. Seconda multa, Certo. Oppure adesso mi hanno detto che basta vincere 2 volte di seguito un campionato, una delle gare dell'anno. Ah, esatto, ecco, allora niente terza multa. Senta, ma lei si chiama? Pino Rosenbirt. Mi pare che lei ci porta nel Tarvisiano con questo cognome glorioso. Sì, arrivo da Camporosso. Ho una cultura dei cognomi, guardi che... Ma è in Val Canale si gioca la Morra? Caspita,
Ho portato Coppetti Pierino che avete visto prima, perché l'aria è buona, e qua dietro evidentemente l'aria della montagna aiuta. Poi devo dire la verità, abbiamo anche un bel gruppo che sono quasi tutti maestri sci, anche il sottoscritto, che vengono dalla Carnia, da zona di Ravascletto, Sutrio e Tolmezzo. Ci manca Trieste e Pordenone. A dire il vero, io sono entrato come pordenonese perché ero direttore a Piancavallo, e con Canton della Primula, che voi ben conoscete. Eravamo noi solo, noi due più Alzetta dell'albergo Astoria, se non sbaglio, direttore. Poi Canton ha qualche anno di più, non si sente più bene, l'altro purtroppo è morto e sono rimasto solo io del pordenonese, che però sono un tarvisiano, per cui di Pordenone praticamente non c'è nessuno. Quando ho cominciato a fare sto gesto? In montagna, a Piancavallo, perché le serate sono lunghe negli anni 70, però qui sono entrato nel 2000, adesso hanno più hanno meno, sono 20 anni. Allora io vorrei vedere di che cosa siete capaci e poi continuiamo a conoscere i giocatori della Morra che sono a questo tavolo. Poi vado anche da quest'uomo con questa eleganza inglese, così bianco, magro, magrissimo. È un personaggio, è una persona che serve a noi. Perfetto, allora andiamo, quindi chi gioca? Sì, eravamo noi due. Passa di qua. Come abbiamo in corso una partita. Avete in corso? Perso, una partita abbiamo perso, però loro sono signori, non volevamo disturbare, abbiamo annullato e ripartiamo da zero. Non da zero, da uno per voi. Esatto. Bene. E allora sentite in tempo reale che cosa succede qua. 6, 3, 6, 5, 6, 6, 9. Mio. Vai papà. 8, 3, 3. Tuo. Quello che ho perso prima. 6, 2, Croato. 5, 7, 6, 6, 9, 7, 3, 6, 4. Sì, no, il SIS di prima era, non ho chiamato. Scusami. Niepore. Topano, scusa, Sì. c'è stata una piccola frizione, lui dice siamo signori, non ci si arrabbia mai. No, se non richiami, quando fai il punto e continui a chiamare, se io avessi chiamato di nuovo un numero avrei perso il diritto alla vincita di prima, no? A parte che al Club della Morra non facciamo mai litigate perché lo facciamo per piacere, no? Ovviamente, per divertimento. Però è una regola della Morra normale, diciamo, che tutti sanno e rispettano. Quando tu chiami, ogni tanto con la foga sei quasi pronto a richiamare il punto di dopo, no? Realizzi che hai fatto il punto, stai zitto, non devi chiamare. Se io avessi detto il numero di dopo avrei dovuto continuare e avrei perso. Negli ultimi punti sul pettine il momento di tensione è forte perché ogni tanto per foga continui appunto a cercare di vincere, hai appena vinto, magari non hai realizzato il conto o prevedi che lui ti tiri un bel 9 dopo e tu gli fighi dentro un 6 e lì è fatta. Però quanto rilassa? Moltissimo, perché quando sei qui pensi solo a giocare alla Morra, ti dimentichi di... Qui non rilassa. No, ma diciamo sì, qui sei in tensione per il gioco, ma una bella tensione positiva, no? È una cosa piacevolissima che andiamo a cercare, anche perché ogni tanto, anche se il gioco era proibito fino all'altro giorno, nelle feste, nei matrimoni, nelle congreghe, la sera, io sono di Tomma di Meretto, abito a Tavagnaco, ci si trovava, qualche volta veniva la sarta alle 3:30 del mattino, no, di domenica e diceva Frus, domani di lavoro, no? E noi eravamo lì a battere, ci sentiva urlare l'estate, sai, con le finestre aperte. È una cosa che ti piace, ti coinvolge e ti rilassa perché ti dimentichi di tutti, ti dimentichi proprio, io ovviamente parlo per me ma credo anche per gli amici, qua per i soci, ti dimentichi di Putin, di Biden, dell'ufficio IVA, ti dimentichi di tutti, di tutti. Quindi è
espresso quasi, scusa la battuta. Sì, complimenti, sì, sì. Una battuta d'oro, una battuta d'oro. Dicevi? L'ultimo punto, adesso è importante si dimentichi l'ultimo. Allora, continuiamo e vediamo come va la prossima, il proseguio. 2? Sì. 6, 5, 5, 9, 9, 6, 6, 6, 5. 6. Tuo. Diciamo sostanziale equilibrio? Sì, sì, per il momento siamo in 2 punti di vantaggio noi, per la fine della partita purtroppo si toccherà vincere anche questa, ma ognuno ha il suo destino nella vita. Psicologicamente poi dar fastidio all'avversario, con le battute ovviamente, no? Con lo sfottimento è la base del gioco, anche questo ti rilassa. Con Papa, grande Papa. 3! Vedi, un ponte per aula. Questa è fortuna, no? Ma ci vuole anche fortuna. Questa è fortuna. Ne ha fatti 2 su 2, eh? 3 su 3. Anin? 8! 8! Vedi, adesso ho chiamato, ho perso il punto. Ho perso il punto. Io, non lui. Sì. Perso. No, andiamo. L'avrei perso io. Questo. No, lasciamolo andare, via, via. 5, 5. 6. Questo però mi fermo, perché 5, sì. 6, 8, 3, mio, 4, tuo. Allora, aspetta. Scusa. No, finite. Sì, non vale perché mi distratto. E quindi vi ho rotto il gioco. Gianni, vieni. No, scherzo. Senti, sei preciso come un orologio? Sì. Che grandi battute. E sono anche bravino, non bravissimo. Sto migliorando. È un gioiello di giocatore, è un gioiello. È un gioiello. Toppano ormai è entrato. Ha un po' l'incoscienza. Ha un po' l'incoscienza dei neofiti. Quindi brilli. Brillo, grazie, sì, sei molto gentile, effettivamente è vero. Senti, e tu ti sei avvicinato a questo gioco? Questo gioco a me è sempre piaciuto, solo che mi sono avvicinato 4 anni fa circa. Sono entrato nel club e ho fatto la trafila per poter entrare e adesso sono qui e sono contento di essere qui e spero che anche gli altri soci siano contenti che io sia qui. Senti, hai un compagno che batti sempre? No, non ho nessun compagno fisso, anche perché noi si gioca per estrazione, quindi ognuno, i bravi, possono andare anche a giocare con uno che non gioca bene ed è anche giusto perché se si facesse le teste di serie gli altri starebbero sempre fuori, non è corretto, invece loro giustamente vogliono che si giochi in questo modo, a estrazione. Si sorteggia assolutamente, ogni volta, ogni gara, ogni serata che facciamo si buttano i numeri nelle urne e si fanno le coppie casualmente. Come ha detto Gianni, ogni tanto ti arriva uno bravo come Pino, Rosenvirto come Papa, noi li battiamo lo stesso perché io e Gianni siamo appena un po' più bravi. No? Sì. Toppano, senti, a tuo nipote, visto che sei diventato nonno da poco, che cosa suggerirai? Di praticare questo gioco? Imparare a giocare a Morra, tirare con la fionda, un po' più grandino sparare col fucile, il lavoro è nostro intrinseco friulano, quindi lavora e sei un brafrut, ha un cognome favoloso il ragazzo perché si chiama Paroni e qui adesso senza fare similitudini non sappiamo di cosa parliamo. E dopo bicicletta, motorino, insomma tutte le varie cose, quelle che ho fatto io, la serbottana che ormai uno dice, a parte che la fionda se uno ti porta in un boschetto e dici troviamo un legno per la fionda non lo sanno. Quindi io se campo, se duro avrei queste intenzioni col mio piccolo, perché vediamo che ogni tanto nei vari processi del mondo, no, storici, un passetto, guardare avanti con un passettino indietro non fa male. Grazie a Toppano, andiamo in pubblicità e noi ci vediamo qui per la quinta parte dello Scrigno, dedicata molto volentieri alla Morra. Ed eccoci qua, Mirko Bortolin, lo vedo dopo tanto tempo, ci eravamo visti per quello che riguarda la celebrazione di uno dei tanti frutti della terra, la patata di Godia. Allora Mirko, fai parte anche tu di questo mondo? Sì, buonasera a tutti, sì. Sono 2 anni che sono entrato nel circolo grazie alla presentazione di 2 soci, dei quali uno è il presidente. È un gioco che
dall'università l'ho coltivato e ho avuto questa fortuna di essere onorato di far parte di questo circolo. Dove pratichi? Dove lo pratichi questo gioco? Di solito ci sono le feste goliardiche che finiscono sempre o a carte o a morra. Diciamo che non si poteva giocare fino adesso nel pubblico e quindi tendevamo a farlo in case private. Adesso che c'è la possibilità e il Presidente ci ha derogato perché dobbiamo fare un torneo internazionale con Slovenia e Croazia, possiamo andare a giocare anche in qualche esercizio pubblico. Quindi diciamo nella zona il Circo della Morra è grande e quindi va dalle valli del Natisone fino a Udine, alla Bassa, eccetera, eccetera, insomma, ecco. Allora io volevo andare ancora da questo signore, eccolo qua. Com'è andata? Hanno vinto loro? Bene per loro. Vieni da questa parte. Chi ha vinto quindi? La coppia? Hanno vinto la coppia Toppano-Croato. Quando le partite contano poco loro riescono a vincere. Va bene? Scherzo. Allora, volevo fare un appunto sul gioco della morra. Il gioco della morra prevalentemente si giocava nei paesi, particolarmente in montagna, va bene? Ma giocavano forse ogni sera nelle osterie giocavano alla morra, quindi c'era anche acquisivano una certa dimestichezza, una certa capacità, cosa che forse noi, giocando raramente, perché come circolo ci riuniamo 6 volte all'anno, 6, 7, e quindi il gioco non è così frequente, perché è un gioco che bisogna giocarlo frequentemente per diventare abili e cosa. È un gioco che deve coordinare 3 momenti, cioè la parola, la mente, capire quello che deve fare l'avversario e poi parlare con la mano. Sessualità. E quindi ci sono tanti elementi. Ecco, io spero che adesso con la legalizzazione di questo gioco i giovani, invece di stare con i telefonini in mano o con gli iPad a perdere tempo, cominciassero tra di loro a giocare a questo gioco, che forse probabilmente sarebbe cosa. Io da parte mia con mio nipote ho cercato di coinvolgerlo e forse qualcosa. Quanti anni ha suo nipote? 18. Lei dove abita? A Udine sì, a Tavagnacco, ma di Udine. E nella vita cosa fa? Adesso sono pensionato, sono stato un imprenditore. Tutto lì. A casa le capita di giocare, di invitare gli amici a giocare a morra? Non, gli amici frequentemente no, e più le volte che quando ci troviamo come circolo, che con piacere vedo che c'è una grande partecipazione. E vedete, abbiamo visto sull'avambraccio, uno degli avambracci del Presidente Civaschi, di fatto il timbro per sempre, il tatuaggio del simbolo della morra. Qui addirittura ci sono le magliette. Sì, ci sono le magliette, ci sono dei giubbini, insomma ci sono dei cappelli, ci sono dei segni che rappresentano l'appartenenza a questo circolo, come lo stemmino delle varie, come abbiamo già detto, delle varie tipologie. Abbiamo anche le mascherine, mi dicono, ma insomma... Sì. Fatto anche le mascherine marchiate? Le mascherine marchiate con il simbolo della morra. Allora, io direi che possiamo andare avanti, perché qua la lavagna si presenta già, è nuova, è pronta, è calda, quindi dovete... ti danno la rivincita. Ti danno la rivincita. Quindi chi inizia? È normale, cioè, chi ha fatto l'ultimo punto? Noi due. Io ho fatto l'ultimo punto sotto. Sotto che tocca? 4, 3, e comincia male. 7, 9, 5, 7, 2, 5, 8. Diciamo sostanziale equilibrio. Tutta? Scusami, tutta cosa vuol dire? Morra. 10. Comincio a capire qualcosa. 2, 6, scusa, 7, 6, pari. no, pari, scusa. 6, ah, ho sbagliato io. 7, 9, 5,
Comincia a diventare antipatico. 6, 3, 9. 8, 3. 3. 5. Paron. 8. 7, 6. 3. Non esagerare. 3 ancora. 6. Anch'io. 3, 5, 6, 3, 6, 3, 5, 6, 6. Si sono sovrapposti un po' di volte, no? Sì. Più di una volta. Pari. Par Furlan ha detto il presidente. Fissa! Siamo sempre 6 allora. Non mi ha parlato bene, ma insomma. Come si dice? 7, 6, 5, 6, 6. Così. 6, 5. Paron. 6, 3, 5. Paron, 5. 3. 7. Tutta Omorra. Allora, un momento solo che volevo dare una notizia che ci porta a Codroipo, è un evento del 29 maggio, una treccia per un sorriso, è una manifestazione promossa a supporto dell'Andos e vogliamo spingerla perché voi aderiate e quindi in Piazza Garibaldi dalle ore 10 alle ore 13 Andos con il comitato di Codroipo in collaborazione con la Banca dei Capelli e i parrucchieri del Codroipese, insomma chi vorrà andrà in piazza e potrà effettuare questa donazione che non costa veramente nulla per le donne che hanno incontrato quella maledetta malattia e che stanno piano piano risorgendo, e sapete che certe malattie si portano via anche i capelli e quindi questa è una ottima iniziativa proprio per creare questa, supportare la Banca dei Capelli e aiutare queste donne che ce la stanno facendo. Quindi questo era un doveroso annuncio che volevo fare. A che punto siamo? Siamo a un punto... Siamo pari, siamo io e te. Diventa importante questo punto. 7, 9, 2, 3. Scusami, l'ultimo cosa hai detto? Doi. Scusa, quando si comincia in friulano a giocare alla mora, bisogna continuare? Che io fra l'altro sono tarvisiano, per cui il friulano lo capisco ma non lo parlo. Ma ci sono alcuni numeri che si gioca anche con i croati, con gli sloveni, quando facciamo il campionato, ci si capisce perché il 6, Sis, Issa, oppure Morra, tutta, cioè sono dei numeri che ormai sono internazionali, ci si capisce anche con i sardi, ci capiamo. Allora potete continuare, andiamo. Ragazzi, andiamo. 9, 6. Te l'ho detto. 4. Questo era un punto suggerito. 2, 7 ancora. Anch'io. 6. 4. Se non è 7 è 6. 5, 9, 8, 9. Ti ho beccato stavolta. Lì mi hai beccato. 3, 4. Allora io vorrei andare a questo signore dai capelli ricci. Vieni qua. Il nostro fotografo ufficiale. Il fotografo ufficiale. Per carità. No, niente. Io gioco da mora da quando ero già bambino, ecco, io sono trentino di nascita, andavamo a giocare nelle case private naturalmente e lì ci divertivamo. Lei ha quelle origini, ha origini trentine. Origini trentine, sì. Ed è in Friuli da quanto? E dal 1973 sono vivo a Lignano. E vorrei mostrarvi questo giubbotto, abbiamo visto la maglietta, adesso c'è anche il giubbotto. La maglietta è tutto coordinato naturalmente del circolo
Quant'è che fa parte del circolo presieduto a Civaschi? Sono 10 anni, sì. Anche 15. Ecco, anche 15, sì. Mi può spiegare qual è il rito di iniziazione per un giocatore della Morra? L'educazione. L'educazione e il rispetto che dobbiamo avere anche contro gli avversari. E questo è un bel messaggio. Allora noi possiamo chiudere questa quinta parte e adesso ci prepariamo per la sesta, che è quella finale. A tra poco. Allora qui c'è il caso, qua c'è una carambata, il cucciolo è protagonista. Dove hai lavorato per qualche periodo? In Russia, e una delle zone dove ho frequentato è stato proprio Yerevan. E questa signorina tu la conosci? L'ho vista per la prima volta, ma penso di avere un ricordo molto lontano. Molto lontano, il cucciolo, non si vise, Topà. Mettiamo adesso un po' di ho messo un po' di difficoltà, bravo, sì. Ecco, quindi, ma voi chi siete? Hotel Yerevan dormivo, Hotel Ecco, Yerevan. avete capito che quanto tempo sei stato? Un anno? Un anno. Se dormivi non facevi danni, dicono. No, infatti non ho mai dormito, ho fatto solo danni. Senti, vi ho agganciato, ma avete mai visto il gioco, giocare alla Morra? Io quando ero bambino, perché io sono originario di Santa Caterina di Pasian di Prato, adesso viviamo a Praga tutti e due, siamo immigranti, lei armena, io italiano, insomma. Siamo In che rapporti siete voi due? Ma siamo nel rapporto in cui, come vedete, io ho fatto una proposta di matrimonio. Adesso? No. In ginocchio su una mongolfiera sulle piramidi vicino a Città del Messico. Perché io sono un grande romantico, un inguaribile romantico. Scusa, allora, a parte... chiedi, scusa, cucciolo? No, scusa, la mongolfiera volava o stava ferma? Perché se tu hai visto la proposta di matrimonio mentre volavi... Così non poteva scappare, no? Eccola lì, l'hai afferrata su. Scusami, abbiamo parlato della proposta, ha detto sì o no? E non ha detto niente perché era emozionata, no? Allora, no, ha detto sì. I didn't have a choice. Non aveva una scelta. Non aveva scelta. E quindi quando la piombiamo? È una questione organizzativa adesso, però insomma... L'anno prossimo. Senta, in Armenia si gioca alla Morra o no? No, è la prima volta che ho visto. E questo è il circolo friulano della Morra, quindi lui è Ricky Civaschi e quindi così abbiamo fatto cultura e quindi dite in Armenia, dove abitate? A Praga. Sei proprio girate di continuo. Io ho girato, ho fatto Stati Uniti, Inghilterra, Cina, Praga. Fate sapere al circolo della Morra. Sì, no, lavorando ogni tanto. Ma lavorato. Grazie allora, ti salutiamo. Auguri, in bocca al lupo, sì. Allora io vorrei andare dal signor Arteni, eccolo qua. Senti, ecco, un altro imprenditore piuttosto impegnato, quanto ti rilassa il gioco della Morra? Ma allora la cosa bella è proprio il gruppo, gli amici. No, il fatto di rilassarsi è se vinci, se non vinci ti rilassa un po' meno. Quante volte alla settimana pratichi questo gioco? No, solo in compagnia così, no? Bisognerebbe allenarsi, difatti qua abbiamo gente, soprattutto i valigiani, che io penso giochino ogni giorno. Chi è quest'uomo? È sempre uno dei nostri. E da dove arriva? Questo signore che mi ha appena battuto, 5 dove minuti arriva? fa. Bisogna Dalle valli dell'Antisone, come ha detto lui, dalle valli. Ma scusa, ma è vera questa cosa che i valigiani si allenano di più o è una balla? Ma una volta si giocava un po' di più, ci si allena ogni tanto ma molto poco, perché anche per noi del circolo è vietato allenarsi, bisogna giocare solo nelle competizioni ufficiali. Teoricamente non si può fare altri giochi, però qualche volta scappa perché è così. Ma è bello così, ecco. Presidente, vedo delle bottiglie
di vino addirittura con la vostra etichetta? Sì, diciamo che è stato un omaggio che ci ha fatto una cantina dove si può fare pubblicità, che non vorrei lasciare fuori nessuno, quindi una rinomata cantina friulana ci ha ospitato una sera, oltre ad avere dei favolosi vini, ci ha anche fatto la sorpresa di farci le etichette personalizzate. E invece la signora che vi ha servito gioca alla mora, l'avete... No, la signora non ci sopporta più, penso, perché sabato le abbiamo fatto fare le ore piuttosto lunghe. Oggi siamo tornati. Come si chiama la signora? Oh. Signora, come si chiama? Laura. La signora Laura, ci perdonerà la signora Laura. Allora, venga con questa collana così sgargiante, sì. Che è molto quasi estiva. È previsto un'ondata di caldo, allora mi sono preparata. Queste non sono preparate, andiamo così spontaneamente. Senta, ma gioca più al suo marito, dov'è qui alle mie spalle? Gioca più alla morra o con lei? Diciamo che fa tante cose e quindi arriva a fare tutto. Si è salvato, bravo. Beh, questa è una dichiarazione d'amore, eh? Beh, per mia fortuna è reciproca, quindi... Mi sarebbe una battuta, una dichiarazione d'amore. D'amore sì, però abbiamo anche un altro sport che ci tiene vivi e ci tiene allegri, che ci accomuna, che noi ci piace correre con le automobili e andiamo a correre in macchina, io guido, lei mi naviga, ci divertiamo e anche facciamo qualche bel risultato. Dà di fatto che il presidente, il nostro Ricky, mi ha detto che dalla prossima gara dobbiamo tenere il simbolo della moda sulla macchina. Volevo dire una bella fiancata. Una sfiancata nei 16 punti e non nei 16... Non una slammirata. Fatecelo sapere. Allora io devo ancora conoscere, ci conosciamo ma non su questo versante, e tu invece? Io invece sono un neofita della morra. Grazie a un amico, qui mi piace citarlo, Italo Lavia, che è anche il direttore tecnico del Circolo Friulano della Morra, mi ha avvicinato e mi ha fatto innamorare del gioco, in primis. Dopodiché mi ha invitato a qualche riunione di gioco e mi sono appassionato soprattutto per il clima delle persone, che sono persone sul piano sociale molto diverse tra di loro, ma accomunati da questo appunto comune denominatore che ci fa stare bene. E io ringrazio anche il Presidente e tutti i soci che mi hanno onorato di far parte del circolo da poco e sono veramente felice di far parte di questo circolo e li ringrazio proprio così ufficialmente, anche proprio coram populo. No, ma anche tu con gli occhiali, vieni segretario. Senti segretario generale, vieni. Nella tessera, posso menzionarlo, no? Riccardo Ricamboni, ci sono 5 articoli, fra i quali il Circolo Friulano della Morra non è democratico. Beh, diciamo che è l'unico articolo che vale nel Circolo della Morra, cioè vale solo il primo articolo, perché comunque quello che decide il circolo, quindi il presidente, è legge. Quindi è un regnante quasi. Formalmente sì. Ma ha sangue blu Civaschi? Sicuramente rosso per il vino, non so, può essere, però diciamo che in un futuro potrebbe essere un regnante, ecco. Capisci? Civaschi, vieni che stiamo per chiudere. Io vorrei andare a questo signore che non ho ancora intervistato. Vieni qua, vieni. Tu da dove arrivi? Io da Codroipo. E a Codroipo quanti adepti ha? Sono nato a Codroipo, poi in effetti ho sempre vissuto a Udine, quindi ho lavorato a Udine, ho lavorato in giro per il mondo, ma insomma adesso è da un po' di anni che sto nella Morra, in quanto seguendo le orme di mio padre, che era nella Morra prima di me. Come si chiamava il papà? O si chiama? No, si chiamava Valente Bohem. E lui era nella Morra ancora negli anni 80-90 e quindi poi ho continuato a seguire insieme a mio fratello anche le sue orme in questo splendido circolo che è il Circolo della Morra. Allora, se siete d'accordo, io vorrei chiudere con una partita perché credo che abbiamo ancora 2-3 minuti. Ancora un annuncio, una richiesta ai nostri governanti. Portate a termine quello che ben avete cominciato, vi ringrazio anticipatamente. Ci tengo, lo facciate entro la fine dell'anno. Ci teniamo tutti, grazie. E un saluto a tutti nel segno dei 16 punti. Quindi chiudiamo.
Allora, chi è che non ha giocato? Allora, chi è che non ha giocato? Mettetevi qua che dobbiamo... quelli che non hanno giocato, perché sennò li mostriamo. Dai, avanti che così la chiudiamo. Dimmi croato, no, guarda, vieni da questa parte, così. Cosa simpatica, venerdì che abbiamo fatto la mora ufficiale qui in Castello, il nostro presidente ha chiesto alla sua compagna di sposarlo, si è inginocchiato davanti, una cosa che... Questa è la seconda carambata, quindi Civaschi, scusa. Sì. Civaschi, scusa, ecco qua non possiamo la Morra è ancora una volta la culla di una proposta. Abbiamo visto prima l'Armena. Tu hai chiesto di sposare tua moglie? Mi è capitato un crampo e già che ero in posizione ormai passava di lì. Il crampo era così? Il crampo sì, mi sono piegato un attimino, adesso andiamo avanti. Sì. Sì. E quindi viva gli sposi. Quindi chiudiamo con l'ultima gara e poi ci salutiamo, abbiamo ancora 2 minuti. Presidente, vai tu. Piero, vai. Dai, via. Aspetta un attimo. Buon gioco. 9, 7, 4, 6, 5, 3, 5, 7, 6, 4, 6, 7. Si vede che fanno allenamento, Smorra! No, non è vero. È verissimo, è verissimo. 5, 6, 4, Mora! 4-0. 7, 9, 3, 5, 6, 6. Noi! 7, Pieri. 3, 5, Issa! 7, 4, 5, Issa! 4, 8, 6, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 4, 8, pari, 4, 6, 7, Pari. 5, 6, 8, 3, 8, 9. Ricchi, ti blocco perché dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio per l'ospitalità. Grazie a voi per averci intervistato, per portare il gioco della Morra nelle famiglie friulane. Grazie a voi. Grazie a tutti i soci e i simpatizzanti del Circolo Friulano della Morra. Vorrei il coro per il Presidente e chiudiamo così. Chiudiamo col coro. Cucciolo, vai col coro. Partiamo? Pino, per cortesia, coro. Avvicinarsi, Topani, re del caffè, vieni qua. Corretto ha detto, quindi voglio tutti insieme. Hai fatto un punto. Coro per di chiusura della serata. Vai. Viva il Presidente, che per noi seccava anche un dente. Viva il Presidente, e che vada a farsi ciava. E che vada a farsi ciava. Grande Presidente. Grazie e buonanotte, grazie al nostro Paolo Bassi per il supporto tecnico. Grazie a voi.